Buonasera e benvenuti a Screenshot, questa puntata dedicata a Pordenone Legge perché mercoledì è iniziata la 22esima edizione che andrà avanti fino a domenica, la città in festa giallo-nera, insomma ritorna a Pordenone Legge come ce lo ricordavamo perché l'edizione passata purtroppo è stata parecchio caratterizzata dalla pandemia. Siamo in compagnia di Gianmario Villalta che è il direttore artistico di questa manifestazione ormai da molto tempo, quasi da sempre. Insomma, che edizione è quest'anno? Partita da poco, ma insomma siamo proprio nel pieno. Sì, però anche quest'anno un po' meglio dell'anno scorso, abbiamo un po' più di fiducia, abbiamo anche un po' più di attenzione a certe cose, per cui da un lato un po' meglio, nel senso che la manifestazione l'abbiamo proposta più ampia, siamo già collaudati con quel che riguarda lo streaming, i rapporti con chi si segue da lontano, con tante cose, questo va benissimo, restano molte limitazioni e resta un po' nell'insieme una condizione che viviamo tutti in ogni momento della nostra giornata e viviamo anche qua con il rammarico, soprattutto dico io, delle scuole, con il rammarico delle scuole perché per noi è sempre stato un grande lavoro e una grande felicità lavorare con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e siamo ancora penalizzati da questo punto di vista molto. Ecco, il Green Pass serve naturalmente per accedere a tutti gli eventi, è l'unico sistema in questo momento che ci dà la possibilità di garantire manifestazioni anche come questa, limitante come dice lei naturalmente in parte, però senza alternative. Ah, ma io non dico mica che è colpa di una cosa o dell'altra, dico che è colpa di una situazione generale, cioè non è che il Green Pass è una soluzione necessaria e forse appunto disperata rispetto al fatto che in un anno e mezzo e passa siamo ancora alle prese con una difficoltà che riguarda tutti quelli che lavorano e direi addirittura, dice sempre tutti quelli che lavorano, io direi tutti quelli che vivono. E quindi chiaramente non sto lamentandomi del fatto che ci siano le limitazioni, mi lamento del fatto che c'è la pandemia, cioè nel senso che senza di quella vivevamo meglio e sarebbe stato tutto più, non che manchi il bello, ma quel clima che abbiamo conosciuto fino al 19 di gioia, come dire, di stare insieme serenamente, ecco quella serenità, quel fatto che ci si spinge, uno si incontra, no? Finalmente ci incontriamo a Pordenone Legge, quando ci incontriamo ci abbracciamo serenamente, quello non si può, ma insomma di fatto abbiamo una grande proposta culturale, abbiamo molti che ci seguono da tutte le parti del mondo, addirittura con questo legame che abbiamo istituito con gli istituti italiani di cultura all'estero, per cui abbiamo 42 istituti di cultura italiana all'estero, compresa Seul, no, che ci stanno seguendo, quindi ripeto, tutto quanto espresso al massimo dello sforzo che viene gratificante anche, viene bene con però una delusione, quella che dico, ma che è di tutti quanti, insomma è la vita comune delle persone, credo. Sì, ma manca quella festa, però non manca la cultura, non mancano i libri, insomma dei grandi appuntamenti, grandi nomi anche quest'anno, certo magari i big che venivano da fuori li possiamo vedere a distanza, però insomma ci si può confrontare comunque sui temi classici di Pordenone Legge, la storia, la cultura, l'attualità, il giornalismo, l'infanzia, i libri per ragazzi, nonostante tutto comprate un libro. No, non siamo venuti meno a quello che era il nostro compito, abbiamo messo insieme un programma di grandissimo livello, di tutto rispetto, gli autori, quelli che non sono presenti sono in remoto, sono impegnati a dare il meglio come sempre e poi c'è questa cosa che giustamente lei ha detto, che intorno al libro si sviluppano una quantità, cioè il libro è un crocevia di fatto, il libro è un crocevia, no, il mondo dei libri è un crocevia di tutti i discorsi e di tutte le esperienze. E lì comunque, anche se con maggior difficoltà, è un modo, no? Troviamo un modo di incontrarci. Questo significa che in fondo comunque, in un certo senso, andava fatto Pordenone Legge ed è un bene che stia camminando verso, no, giorno dopo giorno, perché comunque un po' di fatto rimane l'attenzione puntata su Pordenone, che è sempre una cosa bella, perché un po' dappertutto c'è attenzione su Pordenone, basta vedere i giornali nazionali, eccetera. E poi secondo me è anche bello che ci sia l'attenzione su Pordenone e sui libri che poi enfatizzano, danno vita a tutte le nostre esperienze.
Eh sì, insomma anche sul fronte, ecco, della ricaduta economica, anche qui bisogna fare un ragionamento. Certo, non ci si può aspettare i numeri di anni fa, magari gli alberghi, i bar, i ristoranti lavorano, non ci sarà quella fiumana di gente che eravamo abituati a vedere. Le dico sinceramente, non so, i ristoranti e i bar forse avranno senz'altro, ma per capire per quanto riguarda la presenza, per esempio quest'anno, di editori, giornalisti, autori, mettiamo rispetto all'anno scorso, con gli alberghi non siamo male. Con gli alberghi non siamo male, per fortuna, perché c'è un grande desiderio, molti arrivano anche a loro, diciamo, per loro iniziativa delle case editrici, dei giornali, perché è veramente diventato un appuntamento importante e poi ha saputo mantenere una sua continuità a Pordenone Legge che gli permette, insomma, di potersi anche vantare di essere un piccolo evento nazionale a modo suo, e quindi le presenze sono tante. E quella cosa che ovviamente è che i 2 turni, 3 turni del ristorante tutti possono stare accavallati uno sopra l'altro, dentro, fuori, ovunque ci sia, eccetera eccetera, e a me dispiace moltissimo veramente, ma non ci potrà essere ancora per quest'anno, e auguriamoci di venire fuori al più presto e di poter ricominciare a fare appunto tutti gli assembramenti del mondo il più presto possibile. Ecco, dal punto di vista dell'accesso agli appuntamenti, ricordiamo anche che come si svolge con la prenotazione, con il controllo del Green Pass, e quindi insomma chi vuole accedere, insomma, si prepari a seguire delle regole. No, purtroppo chi è già prenotato per accedere, perché ormai le prenotazioni sono state fatte, chi è prenotato per accedere è ben istruito, è stato diciamo, controfirmato del rispetto di certe regole, avrà un suo modo per certificare di poter passare, che sia vaccino, che sia tampone, quello che la legge prescrive, verrà controllato all'accesso e tutto quanto appunto si svolgerà, si spera, con una certa fluidità, anche perché devo dire il nostro pubblico ormai è addestrato anche ad avere un po' di pazienza, ma soprattutto è cortese, di solito è disciplinato. Eh sì, un capitolo a parte riguarda la poesia, che le sta sempre molto a cuore. Insomma, quest'anno qual è il ruolo che ha la poesia in particolare? Quest'anno abbiamo amplificato rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso eravamo tenuti proprio al minimo, quest'anno abbiamo riportato la libreria della poesia, abbiamo riportato tanta poesia, ci siamo rinnovati anche come editori di poesia in qualche modo, e credo che comunque in ogni realtà culturale la poesia sia come quel mastice, quel legame che tiene insieme anche elementi diversi. Questo momento ha meno fortuna come genere, forse popolare, ma comunque se andiamo a vedere poi quello che è un collante culturale che riguarda tanti autori che magari conosciamo come romanzieri, che conosciamo come addirittura attori o registi, eccetera, spesso non solo seguono la poesia, ma il loro libretto di poesia l'hanno scritto. Altro punto importante sono gli angeli, quelli non mancano, sono presenti anche loro a dare una grande mano, e anche il loro ruolo è cambiato, ecco, in questo contesto? Hanno più responsabilità, sono più responsabilizzati, perché devono fare, come si dice, cantare e portare la croce, nel senso che devono far sì che tutto venga facilitato, e hanno dei compiti proprio di allestimento, di controllo, e allo stesso tempo devono anche comportarsi e far comportare gli altri in maniera adeguata. No, sono uno dei nostri punti di forza ovviamente da anni, e senza di loro una cosa del genere sarebbe veramente difficile poterla realizzare. Esperienza bellissima per loro, però basta guardarli negli occhi. Qualcuno è contento addirittura a distanza di anni, qualcuno lo racconta proprio anche a distanza di anni, perché quello che dimentichiamo per i giovani, per i ragazzi, quando diciamo di fare qualcosa per loro, gli offriamo ancora intrattenimento o ancora istruzione, diciamo in senso astratto, in realtà loro sono capaci, vogliono fare, e quando fanno loro sono contenti e sono molto bravi. E allora ci fermiamo intanto per una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo nella seconda parte di Screenshot a parlare con Gian Mario Villalta di Pordenone Legge, dei Libri della Cultura, tra poco.
Seconda parte di Screenshot ancora da Pordenone Legge, è iniziato il festival mercoledì, ancora qualche giorno fino a domenica, tanti gli appuntamenti. Siamo in compagnia di Gianmario Villalta che è il direttore artistico, assieme a lui i curatori Valentina Gasparetti e Alberto Garlini, che insomma anche loro da anni, siete un terzetto ormai affiatatissimo. Abbiamo lavorato insieme dall'inizio e siamo affiatatissimi, ma siamo anche molto poi esigenti gli uni nei confronti degli altri, quindi è anche vero che spesso ci confrontiamo anche in maniera accesa, ma questo è un bene perché in realtà uno così è costretto a vedere anche altri punti di vista. Se fossimo del tutto sempre della stessa idea e anche rassegnati a continuare su un certo solco che ormai abbiamo visto, insomma, no, a un certo punto dici funziona questa cosa qua, vabbè andiamo avanti come siamo abituati a fare e poi alla fine secondo me si andrebbe in peggio, nel senso che l'abitudine poi spegne le cose. Invece il fatto che comunque siamo tutti interessati all'argomento di cui parliamo e che è il nostro interesse di lavoro fondamentale, va a finire che spesso appunto anche le divergenze diventano feconde, cioè diventano un modo per spostare il punto di vista, per inventare qualcosa e per appunto riuscire anche a rinnovarci dall'interno delle cose che stiamo facendo. Ecco, uni e trini si potrebbe dire, la scelta quest'anno di dividere per tre l'inaugurazione, quindi con Villalta a Pordenone, Gasparet a Trieste e Garlini a Lignano, insomma è stata un'idea per riuscire a coinvolgere anche un territorio maggiore, per far capire che Pordenone Legge forse non è solo di Pordenone ma è proprio del Friuli Venezia Giulia. L'idea è stata del Presidente, come del resto è stata l'anno precedente del Presidente l'idea di allargare i comuni, non bisogna attribuirsi idee che sono di altri. A noi speriamo di esserci riusciti a mettere in pratica, diciamo, in qualche modo il suggerimento del Presidente e a renderlo accettabile, gradevole, ben costruito. Speriamo che sia così anche da questo punto di vista. Perché il territorio, insomma, già l'anno scorso, insomma, le prove, però ha risposto ed è bello anche questo allargamento. Speriamo che le risposte ci siano, poi oltretutto ci sono le registrazioni, insomma vedremo nel tempo anche se è stato apprezzato e gradito quel che abbiamo fatto e quel che faremo nei prossimi giorni con i comuni. Certamente da un lato è vero che ci sentiamo con questa nostra manifestazione abbastanza unici all'interno di un territorio, se non altro per anni, per rinomanza guadagnata negli anni, di un territorio che non è solo la città di Pordenone, però ci sentiamo debitori e fissi sulla città di Pordenone, cioè si vorrebbe non tanto portare fuori per far qualcosa semplicemente altrove, ma portare Pordenone altrove per dire guardate che in fondo non ci sono queste grandi differenze tra quel che può fare Pordenone e quel che fanno gli altri posti e poi soprattutto c'è un territorio in fondo piccolo che è il Friuli Venezia Giulia, che è meravigliosamente diverso in ogni sua cittadina, in ogni suo paese, che però avrebbe grandissime risorse se riuscisse a mettere insieme le occasioni. Questa è l'idea di fondo, insomma, approfittare diciamo, del richiamo che ha Pordenone Legge in questi giorni per riuscire anche a muovere l'attenzione in altri bellissimi posti e importanti posti della regione e cercare in qualche modo appunto di comunicare anche dicendo siamo qua, perché da un lato Pordenone Legge come fai, ha bisogno di fare, lavora tutto l'anno anche offrendo diciamo, delle proposte, delle consulenze come agenzia culturale, insomma, e questo è una cosa che abbiamo imparato a fare e speriamo anche di... La portate avanti abbastanza bene, mi pare si era parlato anche in passato di estendere eventualmente i giorni o coinvolgere addirittura 2 weekend, è un'idea che può essere ancora in piedi o tutto sommato questo format va bene così? Allora, secondo me i 2 weekend veramente non sarebbe nella possibilità anche psicofisiche dell'organizzazione così com'è, una volta che un giorno, ma secondo me almeno tutti i festival che hanno, allora o ci sono 2 tipi di festival, quelli che si allungano, si allargano e hanno un minor numero di eventi quotidiani,
però l'effetto è, purtroppo la pandemia ce l'ha fatto scappare, ma l'effetto meraviglioso di Pordenone Legge è il mega assembramento, no, che è quello bello, perché veramente qua ci si trova, ci si parla. Allora se tu diluisci in 15 giorni, no, gli eventi, perché non si può mantenere una quantità, nessuno riuscirebbe neanche a mantenere una quantità di eventi così spalmati, perché su 5 che tu cominci i primi, però dopo cosa fai? Fai 3 giorni morti, 4 giorni morti e poi ricominci? No, devi mantenere continuità. Se tu tieni 10 giorni o 12 giorni questa pressione, devi diluire gli orari, le cose, e allora si sfilaccia anche, cioè diventa un altro festival. Addirittura devo confessare una cosa, e va detta questa cosa qua, che in realtà noi avevamo cominciato con 3 giorni e siamo passati a 5 perché a un certo punto c'era una specie di statuto riconosciuto, facevamo gli incontri con gli altri festival, c'era più o meno deciso, ministero compreso, quando si sperava dal ministero un aiuto, che ci fosse insomma uno standard di almeno 5 giorni perché fosse festival. No, un festival per essere tale doveva avere almeno 5 giorni e noi li siamo adeguati a 5 giorni. Non so se sono contentissimo, però insomma poi sì, dai, va bene così, però in realtà è una concentrazione anche da un punto di vista psicofisico, credo che sia una concentrazione sufficiente. Sì, per voi questi giorni diciamo che sono abbastanza impegnativi a livello di maratona, possiamo dire, anche per il dispendio di forze. Allora ci sono tantissimi eventi, abbiamo detto tantissimi autori, le chiedo 3 consigli per il weekend. I consigli sono di leggere i libri, di leggere chi non ha mai letto Patria di Aramburu per esempio dovrebbe farlo, è un libro molto bello, è il nostro vincitore del premio Credito Agricole Friuladria, chi non ha mai letto niente di sicuro, mi dispiace per lui, non so cosa dire, e poi ci sono poi i poeti, e poi presentiamo il premio Umberto Saba con Piersanti appunto che l'ha vinto appunto a marzo, poi c'è Milo De Angelis per dire alcuni nomi di poeti insomma che vale la pena, la Maria Grazia Calandrone, insomma un po' di poeti, magari per curiosità almeno uno, sì. Sarebbe bello seguirli magari a distanza, però capire anche il tipo di clima. Ecco, perché ognuno ha i suoi gusti, insomma anche staccarsi un po' dai gusti commerciali dagli autori insomma più rinomati che sono sicuramente bravissimi e vale la pena leggerli, però qui ci sono anche le piccole scoperte, la nicchia, c'è l'incontro particolare, magari ci vanno in pochi e poi scoprono che è una cosa bellissima e comprano tutti i libri. Non sarebbe la prima volta che lanciamo un autore semisconosciuto e poi diventa l'anno dopo, 2 anni dopo, uno dei beniamini del pubblico, e questa è anche una bella cosa. Sì, e poi è chiaro che se io parlo di Giordano, Recalcati, Piperno, Albinati, Siti e tutta la lista dei nostri più noti scrittori italiani sono qua e godeteveli. Lei mi ha chiesto se devo proprio scegliere delle cose che sono particolari e speciali, ecco, e tenendo conto che nei maggiori festival poi si è appena consumato insomma la settimana scorsa a Mantova, poi ci sarà il Salone Internazionale del Libro eccetera, questi personaggi ci saranno più o meno insomma qualche titolo, questi sono diciamo dei punti di riferimento che manteniamo, con gli anni sono diventati anche diciamo dei beniamini del pubblico, degli amici del pubblico di Pordenone Legge che più o meno ogni anno si ritrova, e quello è una parte su un X di autori. Lavoro altrettanto interessante secondo me, ma non solo per noi, anche per il pubblico, sarebbe stare attenti a quelle altre proposte. Abbiamo sempre un minimo di presentazione, poi adesso diciamo che internet offre spazio all'informazione perché ci sono tante cose interessanti. Senta, questo lockdown ci ha fatto scoprire un po' più lettori, perché si sa che gli italiani non è che insomma eccellano da questo punto di vista, anche se tra le nostre città qui rispetto all'Italia si legge parecchio. Ecco, il lockdown ha aiutato da questo punto di vista? Teoricamente sì, un avvicinamento alla lettura, siamo stati più isolati in casa, eccetera, eccetera. Le statistiche dicono che si legge di più. Io però, a costo di mostrare una mia naturale antipatia, recepita sicuramente in questo caso soprattutto dagli editori oltre che dagli autori, direi che bisogna leggere meglio,
Cioè non è soltanto importante leggere di più, perché leggere di più vuol dire qualsiasi cosa, cioè nel senso per quanto riguarda, no, la qualità di quello che si legge è molto importante, la serietà di quello che si legge e anche un certo tipo di impegno nella lettura. Perché a un certo punto, se ci fosse soltanto da leggere per leggere, voglio dire, come puro intrattenimento, come uno dice, no, guardo non so cosa, qualsiasi serie televisiva di quella una sitcom e poi dire mi piace il cinema. Non è la stessa cosa, tutto l'audiovisivo non è uguale, tutto quello che è stampato non è uguale. Ecco, allora si spera che appunto, oltre che leggere di più, che mi preoccupa fino a un certo punto, gli italiani prendono anche la strada di leggere meglio, di essere qualcosa di più impegnato, di più interessante a volte. Ecco, un messaggio da girare anche agli studenti, perché oggi di fatto è il giorno dell'avvio della scuola, tutti i ragazzi sono tornati sui banchi di scuola, lei è un professore, insegna al liceo Leopardi Majorana. Beh, insomma, a questi ragazzi cosa dire? Dandogli in bocca al lupo per l'inizio della scuola, che sarà un anno, insomma, si spera meno complicato dei passati, e poi anche a loro un invito a leggere bene, immagino. Allora, da un lato veramente io auguro a me stesso E anche agli insegnanti e a tutti gli altri. A me stesso, prima di tutto per egoismo, poi ai miei colleghi, ai miei studenti, a tutti gli studenti italiani, che non torni la scuola a distanza. Per 1000 ragioni, però sono sicuro di quello che dico, e che sia un anno che ci permetta anche di recuperare di quei 2 anni scolastici passati in quel modo più dignità umana, più fiducia nel rapporto umano, più relazione. Allora quello che imparo, che posso imparare, lo posso prendere da tante parti. La scuola è un'altra cosa, cioè la scuola è un modo di imparare crescendo, che è diverso dall'imparare e basta. Eh sì, parole sante. Allora, grazie a Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, buon Pordenone Legge, fino a domenica, godetevelo. Grazie a lei, grazie a lei. E buon lavoro, in bocca al lupo, perché ci sono un altro paio di giorni parecchio interessanti e intensi per voi. Questa puntata di Screenshot termina qui, grazie per essere stati con noi, restate in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.